Buonasera, eccoci in diretta sulla pagina Gian Giacomo della Porta Editore. Sono qui con la mia graditissima ospite, la poetessa, scrittrice Sabatina Napolitano. Ciao Sabatina. Buonasera a tutti, onorata. Ciao Sabatina, grazie di averti qui. Tra l'altro per la seconda volta, perché noi facemmo già un incontro letterario che non aveva a che fare in questo caso con il libro, che invece hai pubblicato con la mia casa editrice, ma era un incontro letterario più a grandi linee, no? Più generale di presentazione tua come autrice. Ecco. Quindi oggi ci concentriamo di più su quello che è invece il tuo libro, la tua silloge di poesia che si intitola Nelle sue braccia, editata presso la mia casa editrice che potrete trovare poi da lunedì, che potete scrivermi, come diceva anche Sabatina, poi sui vari indirizzi mail già per il preordine. Potrete poi ovviamente pagare il libro una volta che sto per mandarvelo, insomma, così, allora vi contatterò poi in seguito. Sabatina, ciao intanto. Quindi questo tuo libro, Nelle sue braccia, so essere un libro molto importante per te, ne abbiamo parlato anche in privato, e io ti chiedo in modo molto semplice, questo Nelle sue braccia, quanto è importante questo titolo per te e cosa rappresenta questo libro per te? Sì, buonasera. Siamo puntualissimi perché abbiamo cominciato qualche minuto prima per valutare se la connessione, se StreamYard, se tutto andasse bene. Grazie Gian di avermi dato questa possibilità di parlare in qualità d'autore, perché ultimamente le dirette le sto svolgendo più per intervistare altri autori e meno per parlare di me. Quindi non parlo di me da diversi mesi, penso dall'ultima presentazione che ho fatto in Calabria, quindi è un'occasione per ritornare anche a quella che è la mia anima poetica e di scrittrice. Cosa vuol dire essere nelle sue braccia? Chiarifichiamo per chi ci sta seguendo che le domande, come nostro solito, non le abbiamo preparate, anche perché non c'è stato il tempo materiale, perché comunque È creare un libro vero, è vero. è difficile. Ehm, Rompo il ghiaccio dicendo essere nelle sue braccia, essere nelle braccia dell'unico non colluso, volendo, perché abbiamo capito che collusi alla fine erano tre, quindi una volta eliminati i tre resta l'unico non colluso, non vampiro, che poi il vampiro potrebbe essere magro, grasso, potrebbe essere il mio immaginario, qualsiasi tipo di vampiro. Diciamo che io ho un'idea precisa di vampiro, ce ne sono tanti, sia un vampiro grasso di fronte a me, sia un vampiro un po' più magro, però chiaramente i miei amici sono esclusi da queste logiche vampiriche, sataniche, che purtroppo esistono nel mondo letterario, così come logiche dei collusi, che io chiamo logiche dei collusi per facilità di studio. Alla fine noi abbiamo creato questo libro Nelle sue braccia, che è un progetto abbastanza serio, di cui parlo anche di alcune condizioni, come mio solito, dei diritti civili, come avevo già cominciato in corsivo, poi ho continuato con questo filone di inserire la storia degli uomini, la storia che riguarda tutti, anche nel profilo lirico. Il punto è questo, che volevo ringraziare anche Valentina, che per adesso è il grafico che Valentina ha Certo. curato, proprio la struttura della copertina del libro, ha curato la grafica, che per adesso non può esserci perché materialmente è al lavoro, però magari in futuro potremmo anche dedicare una diretta a noi tre. Certo. Um, Anche l'immagine di copertina stessa del libro, cioè oltre alla progettazione grafica che è stata curata da Valentina, Valentina Civita, eh, si è occupata anche proprio dell'immagine in sé di copertina che è basata su quello che è il tuo titolo. Nelle sue braccia. Il libro è un libro diverso da Corsivo, ha la stessa voce di Corsivo. Oggi mi riguardavo in un video di diversi anni fa dove io leggevo queste poesie di Corsivo, ero tenace, ero abbastanza
cruda, abbastanza rude nel mio modo di fare, perché magari ancora credevo che la poesia potesse incidere, potesse fare qualcosa. Io ancora mi illudevo che la poesia potesse essere strumento civile. Poi ho capito che la poesia ovviamente non serve a nulla, peggio ancora se la poesia viene data nelle mani dei critici illusi, proprio i critici della vanagloria, sai, i vecchi, come si dicono, quelli lì all'università comandano loro, come si chiamano? Di Beh, è solito vero, parola. è vero quello che dici, che in questo momento ti dico, io continuo, ma anche tu in qualche modo, perché se no non avresti pubblicato un altro libro di poesie, ma in poesia ormai oggigiorno un po' illusi bisogna essere, però è giusto riconoscere, come dici tu, che si tratta anche di un mondo un po' chiuso, anche dal punto di vista accademico, sono sempre un po' i soliti nomi che escono fuori, quello è vero, certo. No, definiamo un attimo il criterio che io ho di illusione. Secondo me una persona illusa è una persona vanagloriosa, che Ok. magari ha raggiunto un successo, da vedersi come l'ha raggiunto, magari vincendo semplicemente 2 premi o un premio, sempre perché è collegato sempre alla vita di un'altra persona, quindi pensa che è meschinità. E magari ha raggiunto una posizione, la vanagloria, proprio l'illusione, che io chiamo illusione perversa, demoniaca, perché porta comunque a non stare bene con la testa, la vanagloria comunque ti immerge in quell'ambito del pensiero in cui purtroppo uno non può fare altro che dirti che sei un illuso vanaglorioso. Questo Certo. chiaramente, la vanagloria è una malattia, così come tanti mesi fa si parlava del fatto che anche raccomandare potesse essere una malattia, la vanagloria è anche una malattia. Vedo che si propaga anche nelle giovani donne che si dicono impegnate, ma poi pubblicamente alludono anche alla sessualità di altri uomini. Quindi penso che la vanagloria è un male perverso, la vanagloria. Questo non è perché io seguo il modello dei santi, anche se è vero che nel libro io parlo del modello dei santi, del modello della santità, perché comunque io trovo molto attraente la perfezione o chi tende alla perfezione. Ma infatti all'interno del libro, ovviamente che ho letto, che ho anche studiato in molte parti, no? E molto incentrato comunque come tema anche sull'aspetto di Dio, dei santi, che è molto importante anche per te come donna, non solo come poetessa. Forse donna e poetessa nel tuo scrivere, nella tua arte coincidono molto, perché vedo anche che il tuo stile, poi chi leggerà il libro lo noterà a sua volta, è uno stile molto, molto colloquiale, è una poesia contemporanea nella sua colloquialità, no? C'è una ricerca proprio di entrare, di voler comunicare a più persone possibili, forse quelle che sono le tue intenzioni letterarie e di donna, mi viene da Sì, pensare. Gianna, alla fine, se un uomo provasse interesse per me seriamente com'è, non è che mi chiede di fare la critica o di fare dei balletti su TikTok o su internet. Penso che mi caccerebbe fuori se iniziasse a fare questi balletti, perlomeno per come intendo io un uomo, una presenza maschile che si fa sentire. Un uomo non si fa sentire solo nell'orgasmo, perché magari è giovane, allora mi può dare ancora quegli orgasmi di quando ero ragazza di 10 anni prima. No, un uomo si fa sentire in casa perché mi domina nel senso che esiste, è una presenza e quell'uomo non mi permette di fare balletti, né mi permette di alludere al corpo di altri uomini, peggio ancora se colleghi, no. Diciamo che quell'uomo che c'è nel libro è ambizioso, competitivo e desidera che io mi aggiorni, desidera che io passi oltre ogni situazione, che sia sempre lì a studiare, a scrivere, perché questo è quello che ti mantiene in vita, ti mantiene anche la logica del pensiero. Però io rispondo al mio uomo che comanda che in realtà io non sono solo critica, non faccio recensioni così per attivare il suo impito, la sua piccola miccia vanagloriosa, anzi per salvargli la vita gli scrivo un libro di poesia, quindi proprio per salvarlo dalla vanagloria io gli scrivo un libro di poesia, perché io riconosco la vanagloria. È l'attività della preghiera che ti fa riconoscere a volte i demoni. Io non sono esorcista e io stessa ho bisogno di
esorcismi continui, però la vanagloria è un male molto pericoloso, molto. Certo. Ma Sabatina, volevo farti questa domanda in particolare, proprio perché so che è un tema molto caro a te, quello della religione, anche dal punto di vista letterario. Secondo te, qual è, partendo dal presupposto che tantissimi poeti sono religiosi, hanno uno spirito religioso, qual è secondo te questo rapporto tra religione e poesia, e quindi far poesia? Ne ho parlato spesso, si parla anche di antropologia culturale, si deve vedere quale tipo di antropologia, si parla anche della religiosità degli antichi, dell'antichità. Di certo io non credo in Afrodite, non credo negli dei, credo nella divinità che è persona, quindi credo in Cristo, sono cattolica perché credo anche nei preti, vado a messa, credo nell'Eucarestia. Sì, anche Maria Luisa Spaziani, che è un riferimento a me molto vicino, che è stato il suo compleanno l'altro giorno, perché il 7 dicembre è il compleanno sia di Maria Luisa Spaziani che della mia mamma, che qua dicono la mi mamma, in La mia Toscana mamma, la in mi mamma. Toscana. Tu sei ad Asciano, a Siena praticamente. Il babbo, il babbo oppure la mia mamma. La mia Sì, no, mamma. piano piano È sto vero, è prendendo vero. queste proprio le forme più carnali, sai, della lingua più. Più Quindi, verace proprio. sì, poi io quando adesso sto notando la differenza proprio della cultura, quando penso ai miei genitori li penso talmente lontani, da un lato è una fortuna, che io penso la mia mamma e il mio babbo, cioè una vita passata. Niente. Che loro invece sono in campagna, quindi qualche Sì. chilometro tra te e loro c'è. Sì, sì, sì. No, vabbè, ma comunque nel libro si parla anche di questa mutazione, di questo mutamento. Il processo della religione, la religione può cambiare posto, può cambiare paese, perché è il modello che tu hai verso la divinità. Quindi negli Certo. antichi c'erano i templi, quindi le vestali del tempio andavano presso i templi proprio per onorare le varie divinità. Oggi il culto si manifesta, quindi la religiosità si manifesta attraverso ovviamente varie derivanze a dipesa della religione che professi. Io credo nel cattolicesimo, credo proprio nell'Eucaristia, sì, ho una fede enorme proprio nel processo eucaristico, sì. Certo. È stampato dentro di me, perché vedo in me stessa quei piccoli miracoli giornalieri che mi salvano dai demoni, mi salvano. Io sono salva certe volte. Per esempio, ripeto, il demone della vanagloria è un demone molto pericoloso, molto, che si aggira per le anime a turbarle. Poi purtroppo usciamo da questa condizione malsana e assurda per cui i critici fanno prefazioni e muovono quindi giochi a persone che comunque fanno tutt'altro che una vita sana. Quindi in linea teorica, guardandolo con uno sguardo distante, lo sguardo dell'intellettuale, potremmo dire che questi critici non fanno altro che portare l'anima al demonio. Prendono le persone, le selezionano e portano l'anima al demonio, cioè tutto l'inverso di quello che fa Cristo. Quindi qualche cosa Certo. mi suona strana nella testa, perché dopo che tu vedi che non è più un processo di potere, non è più perché il potere l'hanno aggiunto, hanno raggiunto i loro scopi, non è più un processo di arrivare, di essere uomini perché sono vecchi, non si può dire che vogliono le donne, perché non penso che arrivino a volere le mogli degli altri, perché sarebbero proprio patetici, dato che non hanno la forza fisica. Però quando a un certo processo arriva alla fine, allora ti rendi conto che quando persevera c'è qualcosa di sbagliato, per cui tu inizi a pensare che sia di natura spirituale quel problema, veramente di natura spirituale. E Ma quindi senti, e quindi, cioè, da quello che dici mi viene da pensare che comunque questo libro, ma non nel libro in sé, questo tuo far poesia sia anche in qualche modo uno strumento per combattere, quindi essere in qualche modo dalla parte di Cristo per combattere in te stessa e riconoscere anche nell'altro mi viene queste cose che chiesto, stai dicendo. certo, se mi viene chiesto io da che parte sto dalla parte di Cristo, chiaramente.
Però in questo non ci deve essere un'illusione, perché da me io poi studio sia gli psicologi sia gli esorcisti, entrambi, e io trovo una consonanza di intenti spaventosa. Ci sono dei casi che vanno demandati alla psicoterapia, alla psicologia, alla psichiatria, e ci sono dei casi invece che vanno demandati proprio all'esorcista. Io non ho quella vocazione di capire quando c'è bisogno di un esorcista e quando c'è bisogno di uno psicologo. Io dico solo che perseverare è diabolico. Quindi quando tu hai finito la tua azione, nel senso che hai portato tutte quante quelle che dicevi tu al successo, che già te ne eri accorto 10 anni prima, e mo sei vecchio, finiscila. Cioè, perché perseverare è diabolico. Questo è per chiudere. No, Tiziana Ferrari ha detto una cosa seria. Tiziana Ferrari ha detto: per raggiungere il nostro scopo bisogna combattere, e questo effettivamente è un po' il senso della vita, combattere, ma combattere perché la lotta spirituale è comunque quotidiana, però bisogna vivere nella pace, perché poi tutti i frutti più belli della vita vengono dalla pace. In questo libro c'è una sorta di combattimento spirituale, sì, probabilmente continuamente, perché c'è descritta proprio quello che è il cambio dagli anni di Corsivo, che poi Corsivo era stato scritto tanti anni prima di essere pubblicato, quindi è un libro che è uscito dopo, scritto d'autunno, e parlava un po' di quello che era, perdonami, invece una candela c'ho una specie di evaporatore con dei profumi delle erbe essenziali, sta prendendo fuoco la candela. Va bene. Allora, no, se diventa pericoloso puoi staccarti un attimo. Io no, intanto leggo una tua riesco poesia. a decifrare No, l'andamento no, nel senso, non sacrificare la casa in favore della diretta, ecco, no, si no, quello può. non potrei mai farlo, anche perché qua, per esempio, a differenza di giù, qui sono tutti quei camini e stufe a Sì. legna, quindi perché la legna costa molto di meno rispetto al gas. E parentesi, io mi sono ammalata per non accendere i termosifoni, per abituarmi a non accendere in continuazione i termosifoni, quindi Quindi adesso la casa in si è casa a riscaldata. 14-15 gradi. Va bene, comunque alla fine dei conti il processo del libro è anche un processo di combattimento spirituale, è anche un processo di adattamento, in un certo senso sì, potrebbe darsi, però il processo del libro è un processo amoroso. A differenza di Certo. Corsivo, è veramente un processo amoroso, è comunque un processo di gratitudine, è un tentare di sedurre questa persona che mi ha aiutato, mi sta aiutando molto, diciamo così. Senza questa persona la storia non avrebbe avuto per me un senso positivo e probabilmente mi sarei persa, perché ciò che ho Certo. vissuto in 5 anni è stato molto, molto complicato, molto complesso. Io poi vivo queste sensazioni molto amplificate. Leggevo un articolo di quelli che usano il cervello dal lato destro e dal lato sinistro, quindi chi usa il Ah, sì, cervello dal lato sì. sinistro, eh, da biotecnologa penso che siano un po' delle cose abbastanza limitanti, però comunque da poeta, da scrittrice, noto che io vedo tutto in modo amplificato, tutto. Poi aumentando anche le sensazioni delle sinestesie che vivo, quindi questi 5 anni dedicati magari a chi non lo meritava hanno pesato molto, molto. Beh, Però tesoro di tutto. Ho fatto tesoro quello di che tutto. dice è molto giusto perché c'era un grande poeta della Big Generation che era Allen Ginsberg che sosteneva appunto che la poesia servisse più che altro ad allargare l'area della coscienza ovviamente del poeta stesso e ovviamente nel lettore che era predisposto a recepire quel testo lì. Quindi quello che dice è molto vero, perché se da una parte la scienza ha dei meccanismi ben precisi, beh, fare letteratura forse significa anche aprire quelle porte che in un sistema invece più scientifico magari rimarrebbero più chiuse. Non sempre è vero, però nell'immaginario comune può essere anche così, certo. Nel progetto di Nelle sue braccia, nella presenza nell'uomo di cui dicevo, io non potrei mai ipotizzare di allargare la mia anima così
vendendola, o magari allargare le gambe in una fotografia per attirare il consenso. No, queste assurdità non mi sono permesse, perché basta uno sguardo e io mi taccio. Però in questa dimensione, che è totalmente, veramente opposta, in cui non è il problema del raziocinio, il problema del fare amicizia, il problema è questo, che ognuno imposta la casa sua com'è. Casa mia funziona così, che non mi sarebbe mai permesso di allargare in una fotografia le gambe, se non fosse per una cosa senza malizia, come molte ragazze fanno, se non fosse una cosa senza doppi fini, perché là si cala nella perversione, là i meccanismi sono veramente patologici all'interno proprio di una famiglia, quindi sono cose abbastanza gravi. Nel mio caso, in cui la mia casa è fondata e vuole fondarsi sui diritti civili, sulla salute mentale, sull'approfondimento, anche sulla sensazione, sull'emozione, nella mia casa è chiaro che tutti gli stimoli che avvengono hanno un processo di anima, di quello che tu dici per amplificazione dell'anima, per apertura dell'anima. Però nonostante questo già ne siamo coscienti del fatto che tutto è transeunte, quindi se io ho un segno dall'esterno che mi stimola, quindi il lato destro del cervello va avanti, quel segno produce in me una cascata di eventi per cui veramente scrivo milioni di poesie. Il giorno dopo potrebbe darsi che quel segno perde argomento, perde potere. E che cos'è l'amore? Secondo me l'amore è quella forma di potere per cui non puoi fare altrimenti dell'altro, per salvarti. E nel tuo libro come tema esce molto fuori, cioè questo non poter fare a meno dell'altro, ma anche sotto forma di, eh, non so, permettimi il termine, di catena, no? Di inevitabile, cioè succede così perché l'amore stesso prevede che sia così. Bello questa cosa che dici, molto, molto bella, è inevitabile l'amore. Difatti c'è una logica che è al di sopra degli eventi. Parlo spesso di questa logica, anche se io sono succube poi della storia, quindi il romanzo è perché segue l'andamento del romanzo. Il libro effettivamente segue un andamento narrativo. Come l'ho scritto? Come si scrive un libro di poesia rispetto ad un romanzo? Il libro di poesia, per esempio, adesso sono ancora settata alla poesia. Ci faccio caso, ad esempio, se io salgo le scale di casa e sento l'altro giorno salivo le scale e ho sentito una risata, però veniva dall'aria, non c'era nessuno. Non so da dove veniva la risata. Quella risata è andata direttamente nel mio cervello destro e ha stimolato delle reazioni poetiche. Allora io sono tornata a casa, facevo le cose che dovevo fare e volevo scrivere a questa persona a cui io scrivo queste poesie, volevo scrivere una poesia, però io stessa ho modificato già da abbastanza settimane il meccanismo poetico, quindi adesso che sto facendo? Prendo queste ispirazioni, prendo queste sinestesie, le trasformo e faccio un'operazione logica, che non è quella critica, un'operazione di logica diversa, che è quella del saggista. Però io, non essendo una saggista accademica, non ho la polpetta fatta e buona, perché quello là si chiama saggio breve. Sono tanti saggi brevi che tu fai su una scelta di testi. Nel mio caso io sono una persona, una saggista che crea dal niente e non si può manco dire che è un'operazione critica, perché l'operazione critica prevede l'analisi. Io sto scrivendo questo saggio, ora me ne trovo a parlare perché fa parte anche della mia natura. Ho parlato anche di molti dipinti, dei dipinti che si trovano a Palazzo Corboli, dei dipinti che si trovano al Museo Cassioli. Ogni tanto la lingua prende le sue strade, purtroppo. Dipinti, diritti, tutti con la D. E comunque alla fine io sto modificando queste ispirazioni poetiche che io ho, prendo dei dipinti, ci penso, ci modulo, quindi le poesie maturano dentro di me, cioè c'è proprio un processo di evaporazione, di bollore, maturano e sto scrivendo questo saggio che parte da un'ispirazione pittorica,
però finisce poi a raccontare tutt'altro. Quindi, per esempio, in questo libro io parlo veramente di alcuni dipinti che mi sono molto piaciuti del Museo Cassioli e del Palazzo Corboli, però ne parlo sempre dal punto di vista lirico, non ne parlo dal punto di vista di una saggista, cosa che invece sto scrivendo nel saggio. Come tu vedi, Gianni, mi conosci, io non riesco proprio a stare senza pensiero. Nella mia mente io poi non dormo, perché ormai lo sanno tutti che non dormo, alle 4 mi sveglio, la mia mente già... Non ti sento, non ti sento, non ti sento, metti il microfono, ok. Scusami, errore mio, perché avevo tossito e quindi avevo spento il microfono, non l'ho più acceso. No, dicevo che è proprio vero quello che dici, ma me lo dimostri poi effettivamente tutti i giorni, no? Privatamente, e si vede che sei una persona molto al di là del creativo, ma sempre in viaggio, no? Dal punto di vista intellettivo e intellettuale. Ecco, per fare questa differenza. Sì, Sicuramente così. sono alla ricerca, mi piace cercare proprio nella vita, non mi accontenterei mai di fare qualcosa che non sia, che non mi dia un'evoluzione, no, non mi accontenterei. Certo, c'è un fuoco che bolle, direbbe qualcuno, c'è uno spirito guerriero che entro mi rugge, però tanti anni fa, adesso è cambiato, basterebbe semplicemente dire che è una persona sana, una persona eclettica, una persona creativa, quindi non è che sono chissà quale specialità avrei. La specialità di ognuno è fare centro nella vita, quindi questo libro di poesie fa centro. Non lo sappiamo, lo sapremo, però è una fatica fatta comunque di 10 sezioni, ognuna da 10 testi. Come li ho scritti questi testi? Questi testi io li ho scritti con la mente di una scrittrice, con quell'andamento di cui parlavo prima. Seguo l'ispirazione, la leggo nella poesia, io ormai leggo la poesia, quindi so quanto è la poesia, pure il verso, probabilmente io scrivo molto spesso in endecasillabi, ma ormai non me ne rendo nemmeno conto perché sono abituata. Quindi l'esperienza che ti porta a manovrare quella che è la materia poetica, a capire qual è il momento giusto, il giusto puzzle per scrivere una determinata poesia. Chiaramente noi stiamo parlando di poeti, anime poetiche, spiriti poetici, non traduttori accademici che scrivono tutte cose che non hanno senso. Certo, certo, certo. Seria. A me fanno pure ridere questi ragazzi giovani che purtroppo per la struttura si trovano a intervistare persone che non sono capaci manco di parlare in pubblico, una cosa seria. Cioè, secondo me, nei 10 anni che loro mi hanno... Quello è già successo, è vero, è vero. Andiamo indietro di 10 anni. Nei 10 anni che tu mi hai fatto le scarpe, potevi almeno farti un corso o potevi comunque con il tuo compagno, con tuo marito, metti davanti allo specchio, imparare a parlare in pubblico, public speaking. Una cosa è che una persona è emotiva e magari sbaglia, una cosa che tu insegni e poi non sai parlare in pubblico, non sei meccanica, cioè sei brutto proprio da vedersi, brutta e brutta. Quindi cerchiamo un attimo di mettere i paletti. Ci sono i poeti veri, poeti seri, cioè quello che leggi è emozione, è sangue, è storia, è profezia, i veri poeti, e poi ci sono questi accademici che invece di fare il loro si sono gettati nella poesia per prendere il posto di qualcun altro. Però fai bene mettiamo a dirlo perché è vero che purtroppo è così. È quella chiusura di cui parlavo prima. Sabatina, io mi Ripetere chiamo queste cose. Sabatina e sono nata poeta, ma io non ho avuto bisogno di fare le scarpe a nessuno perché mi sento talmente amata dalla vita e dalla provvidenza che non c'è di questi scacchi. Tutti collusi tranne uno. E ho salvato proprio quello non colluso. Quindi alla fine dei conti, sì, mettiamo sempre i puntini sulle i di cosa è poesia e di cosa è pura strategia di marketing. In questo caso io credo che ahimè si tratta di poesia, lo posso affermare perché io poi mi rileggo, sono critica anche verso me stessa e leggo, faccio le comparazioni, cioè si studia comparatistica all'università, non ci vuole cioè non ci vuole la zingara per comparare un testo rispetto a un altro. Quindi non penso che sia poi nemmeno una questione di vincere un concorso, non credo che sia quella la questione, credo che sia proprio l'evidenza. Noi siamo in un momento storico dove la letteratura ha perso la sua evidenza. Questa è la cosa ben più seria, perché Sicuramente sì. persone, Sicuramente per sì. esempio, stimo poche persone,
ma Melania Mazzucco, per dirti, o altre persone, Tiziana Ferrario, o altre, cioè sono persone che quando leggono un libro, cioè leggono un libro, io penso a loro per avere un modello positivo di, di un lettore, per dire, nonostante loro, qualsiasi altra persona più grande di me possono pubblicare con chiunque vogliano e possono elogiare chiunque vogliono, però ci sono delle persone che comunque quando leggono, leggono con libertà di pensiero. Io penso che è Cioè, arrivata la storia della letteratura a un punto tale che l'evidenza si nega, 10 anni in cui viene negata l'evidenza e ancora si incide in quel senso, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vabbè, nel mio caso io non voglio acquisire potere con questo libro. Il mio tentativo è quello di sedurre la persona di cui io sono innamorata. certo, è il lettore stesso poi che Quindi diventa parte di il quello mio che tentativo viene è veramente scritto. quello di sedurlo, di sedurlo, di sedurlo. Perché comunque al di là del tutti collusi, perché una frase in 10 anni, in 20 anni si può sbagliare, tutto il resto l'ha detto bene. Tutto il resto l'ha detto Certo, bene. Io poi studio va anche bene. i dettagli, Ma sono... Eh? dimmi Sabatina, sì, scusami, ti ho Io sono interrotto. una che studia i minimi dettagli perché poi, Gian, parliamoci chiaro, io sono sola da tanti anni, sola fisicamente e continua la mia solitudine pur vivendo da sola. Allora, se devo mangiare, voglio mangiare qualcosa fatta per bene, perdonami, qualcosa... Almeno quello dici. Voglio mangiare bene, nel senso che mi deve piacere una persona, molto mi deve piacere perché Certo. deve essere una bella persona, deve essere attraente, ma sia intellettivamente che spiritualmente, no? Che uno non mangia da tanto tempo, quella volta che mangia dici, ah, oh no. Allora, Ci siamo tolti la soddisfazione, ecco. esatto. Questo libro è anche una seduzione, un corteggiamento, Certo, qualcosa di, certo. di serio. Ma io volevo chiederti questo proprio a proposito del libro e ritornare proprio a bomba su quelli che sono i tuoi temi. Io, caricando la scheda del tuo libro, e come, come per ogni libro succede, bisogna mettere ovviamente il genere a cui fa riferimento quell'opera lì e poi ti chiedono anche un sottogenere. Ok? Ovviamente ho messo il genere principale, la poesia, e come sottogenere mi sono sentito di farlo io, ho messo biografia come Benissimo. sottogenere, quindi poesia biografia, perché effettivamente dentro questo libro, certo che c'è la poesia, certo che c'è anche la tua fantasia poetica, però c'è anche della biografia, credo che ne faccia parte tanto e quindi volevo farti questa domanda in particolare. Da dove nasce questo libro e dove finisce? Che percorso è questo libro? Questo libro è composto da queste sezioni. Asciano e le crete senesi, quindi parla di Asciano. Parla anche di Che è dove ristoranti. vivi adesso? Mm? Che è dove vivi adesso? Sì, 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 parla proprio di Asciano, delle crete, di quello che c'è ad Asciano. Poi il tuo Occidente, qui comunque si fa riferimento anche a volte a quello che è accaduto in Iran, passo la storia attraverso di me, quindi passo anche questa rivoluzione interiore che ho avuto del fatto che, ahimè, a 34 anni ho tagliato completamente il cordone, a 34 anni, quindi è un po' tarda la cosa. Va bene, poi Roma, San Lorenzo, perché chi lo sa, io ho anche parlato con le persone che gestiscono la biblioteca Tullio De Mauro all'epoca, quindi sono stata a San Lorenzo, amo questo quartiere al punto che ci ho dedicato anche delle parti del mio romanzo. Il romanzo Parole e carte è ambientato proprio a San Lorenzo. È un quartiere di Roma che mi ha accolto, mi ha amato da subito, insieme ad altri quartieri, perché poi Roma mi vuole bene, non lo so perché, ma i romani mi vogliono bene. E poi c'è la Svizzera, vabbè, è risaputo che mio fratello vive in Svizzera, poi ci sono anche delle persone che apprezzo, che stimo, che vivono in Svizzera e ci sono anche, penso che 2 o 3 collusi ci sono, non si sa, ma qualche colluso c'è pure in Svizzera. Eppure Credo lì, che beh, io quello. non sentirò parlare più perché io ne avrò talmente depotenziati che non si sentirà più parlare dei collusi pensa che si avrà un'Italia dove i concorsi letterari verranno vinti da persone in modo anonimo e dove anche il Pinco Pallino che nessuno potrà vincere un concorso letterario. Pensa un po' che Italia io sto Speriamo. creando in futuro. Sì, Vabbè. sì.
Poi È vero. Grecia, Egeo e Cipro, anche qui ci sono dei riferimenti sempre che toccano la mia anima. Io lascio che il mio io lirico tocchi questo, non è che ne parlo in maniera descrittiva, non è che mi metto lì da saggista, da critica e mi metto a dire ah vabbè ma la Grecia è qui e questa è la storia della Grecia, no, mi faccio passare, mi faccio attraversare da questi stimoli e li vivo col corpo, col sangue, con le emozioni, con le intenzioni, con la volontà. E le sue fiabe qui io immagino e vivo la sua interiorità, le fiabe che lui intende. Vabbè che a un certo punto dopo gli anni insomma che uno ha non c'è che ci sono tante di quelle fiabe però insomma sì si parla delle fiabe e lo stesso col suo paradiso, poi si torna all'Ombrone perché qui ovviamente c'è l'Ombrone come fiume, però l'Ombrone è abbastanza lungo, quindi non è solo qui ad Asciano, a Rapolano, insomma l'Ombrone. Però qui c'è il fatto del dissesto idrologico, quindi anche qui quando c'è l'Ombrone in piena mi hanno spiegato che praticamente devono togliere le macchine dal parcheggio perché delle macchine si bagnano, poi c'è il pericolo che galleggino, quindi è una cosa investe proprio la cittadinanza, il pericolo fiume. E il riferimento è chiaramente alla tragedia che è successa ad Ischia. Io non ho avuto modo di parlarne perché io quando intervisto le persone, però io so che i tuoi parenti stanno, posso dirlo? Certo, I tuoi parenti certo. stanno a Casamicciola, quindi Ho io i mi miei, sono... ho i miei cugini a casa Micciola. Vediamo a chi ci segue come è successo, che io so bene che Gian Giacomo, allora io e Gian siamo amici ormai, quindi Gian pure quando è andato a Firenze, quando stava per venire a Firenze, comunque poi ci incontreremo, presenteremo, faremo tante cose. Certo. E quindi in grande confidenza mi ha spiegato che i parenti stanno ad Ischia. Questo era accaduto un giorno prima che avevo detto come stanno i tuoi parenti ad Ischia? Il È giorno dopo vero, è vero, ed è accaduta quella cosa lì, è vero, stavo è vicino al vero. termosifone là perché io ho due finestre, quindi per sfogare o vado in questa finestra o vado in quell'altra, quindi non è che c'è tanta alternativa. Però quando stavo nell'altra finestra, sì, perché poi posto le storie delle torture, delle gazze, perché io esco e quelle mi parlano come se mi parlassero. Arrivano. Le fiabe. Ok. E niente, praticamente io stavo così pensando, dico, vabbè, ma piove, chiediamo come stanno i parenti ad Ischia, perché questa cosa che del dissesto a Ischia si sapeva, cioè proprio Sì. le case sono costruite sull'argilla, sul niente, capito? Quindi io ti chiesi, vabbè, tutto a posto a Ischia, sì, il giorno... Problematiche politiche, No, no, mettiamola così, ecco, per non dire cose un po' più là è ben grave, pericolose. seria. Io non vorrei mai, mai mi viene da piangere, non vorrei essere nei panni di questa gente, né dei parenti, ma soprattutto chi Sì. poteva fare qualcosa. Perché là, allora, come fai a vivere? Parliamoci chiaro, come fai a dormire la Certo, notte? Come certo. fai a dormire la notte? Questa è la stessa cosa delle persone che potevano fare qualcosa durante la pandemia. Parlo proprio degli agenti all'ONU, parlo proprio di quelle persone che potevano salvare tante vite e invece per evitare il lockdown, per evitare tanto, hanno fatto in modo che molte vite venissero perse. Ma anche quelli che adesso non stanno controllando quello che sta accadendo effettivamente ancora nei mercati là in Cina, perché quelli hanno cominciato da capo. Tutto quello che sta succedendo, quindi vuol Sì, è dire vero, è non è che vero. insegna tanto, perché i mercati stanno ancora E, là. com- e- e comprese alcune azioni che sono state messe in atto durante, per dire, il periodo del lockdown che adesso vengono disconosciute. Però intanto la gente ci ha rimesso, no? In tante situazioni, quindi quello bisognerebbe sicuramente fare un po' più di attenzione e parlarne anche di più, sono d'accordo con te. Ma soprattutto Gian, per chi è nei panni di poter fare qualcosa. Io sono attrice, quindi io quello che posso fare lo faccio, non mi sto zitta, non sono indifferente, per dare un futuro migliore agli altri, è vero. Certo. Per togliere quello che è il marcio, perché a me nessuno mi paga per farmi il sangue amaro. Cioè, io se mi faccio il sangue amare non mi danno 3.000 euro a un concorso, nemmeno 5.000 euro, dicendo che è un concorso Certo. per le cause umanitarie. Però io mi faccio il sangue amaro perché nel mio compito farmi il sangue amaro, perché se no io la notte come dormo?
Cioè, dormo che ho fatto il mio compito a metà, dormo che non sono una persona di giustizia, non sono una persona di coscienza. Cioè, io domani che futuro do ai miei figli? Io voglio dei certo, figli, che futuro gli do? Che devono dire che la mamma è una raccomandata, che la mamma poteva fare qualcosa e non ha fatto. Ma in che mondo viviamo? Io voglio dare ai miei figli un hai mondo ragione. pulito, perché io grazie al fatto che molti hanno lottato, grazie alla resistenza di molte donne, grazie al sangue di molti, io adesso posso vivere questa condizione di libertà in Italia. È Grazie al vero. sangue di molti. E io devo mettere a disposizione quello che è invece il mio senso della giustizia per il futuro. Se io adesso mi sono incaponita che voglio eliminare la corruzione per come la percepisco io e come l'ho vissuta sulla mia pelle, a modo mio, perché non sto nell'antimafia, perché nella letteratura non si può parlare di mafia, se io mi sono messa in testa che voglio eliminare la corruzione è perché io voglio dare un futuro ai miei figli migliore, dove per figli se ne Certo. intende anche le simbologie, perché è una resistenza che io faccio per farmi sangue quando non dovrei, perché io sono una tachicardica, quindi devo stare col cuore calmo, perché io vado col cuore a 150. Io mi faccio il sangue amaro perché sento una spinta dello spirito a creare giustizia. Si chiamano carismi. Si chiamano Certo, carismi. è vero, Io voglio è dire vero, a è queste vero. persone che hanno la possibilità di fare, come vanno a dormire la notte se sanno che non hanno fatto qualcosa per bene? Non è un fatto di avere sviluppato l'io, il superio, è un fatto di coscienza, ma non è nemmeno eticità, perché il buon senso in ogni tipo di religione, in ogni tipo di civiltà. Tu che sai che quella che vai dicendo che Ischia era ormai una cosa conclamata e ti rassegni, ma come campi? Questa è la stessa cosa di quando è caduto il ponte. Allora, io voglio Sì, dire una a cosa. Lidi, a Genova, sì. Una povera cittadina non mi occupo di urbanistica e non me ne intendo. Ma sai in Italia quanti ponti ci sono che stanno a rischio per cadere? E Eh, quanti ma, ponti stanno lì che ci soffi sopra? Guarda che stanno per cadere, ci soffi sopra e stanno per cadere. Allora, io non ho niente contro la Meloni, non ho niente contro Conte, non mi occupo di politica, però quello che dico io, ci sarà un Ministero delle Infrastrutture, ci sarà qualcuno che si occupa di questo. Ok, io non vorrei mai fare la politica, perché se io il problema sono i proprietari, come sempre, di queste se facessi infrastrutture il qui. Ministero delle Infrastrutture, io non dormirei la notte, perché io quando vado in Certo, Calabria c'è un ponte che tutti i miei amici mi dicono ogni volta che passiamo sto ponte ci facciamo la croce, ma è normale che uno pagando le autostrade e pagandole anche care, perché io da giù a venire su pago mi sembra più di certo. 50 euro per dirti la macchina, cioè ma è normale che Sì. pagando le Eh sì. autostrade, pagando le infrastrutture, io devo avere la paura di camminare su dei ponti che sono conclamati che stanno cadendo. Cioè sono stragi conclamate. Certo. Allora, chi si È occupa di vero, è vero. come fa a dormire la notte? Come fanno a dormire la notte? E soprattutto non inaspettate, non inaspettate, perché quando uno conosce una condizione e poi si verifica, come spesso succede in Italia, poi la tragedia, non è che si possa neanche rimanere attoniti di fronte a quello che è successo, ovviamente, però si fa finta che sia sempre così. Ma basta vedere adesso, poi ritorniamo a bomba sulla lettura, che volevo leggere due tue poesie tratte dal libro, però basta vedere quando succede, ecco, è caduto il ponte Morandi, bene, dal giorno dopo ti sei trovata le autostrade completamente piene di lavori, intasate, perché in quel momento lì, e come spesso succede agli italiani, si reagisce di pancia. Poi adesso, boh, ne sai ancora qualcosa di queste storie? Era uscita la storia dei Benetton, eccetera. Guarda, io credo che sia Nessuno sempre può sapere. io se potessi parlare con la Meloni per dire che io non ho rapporti con queste persone e non me ne occupo di politica, perché la politica tu ci devi stare dentro. A volte io non so manco che grado di studio no abbia, perché non ho studiato le biografie, ma la politica è una cosa che ci devi stare dentro. Cioè io mi occupo di letteratura, non perché sono laureata in lettere, ma perché faccio questo da quando avevo 14 anni. Allora, ognuno ha la sua vita. Io non mi permetto di parlare di scelte politiche perché non è la mia vita la politica. La politica si mastica, si vive. Però io se potessi parlare a questi governanti, io direi di fare qualcosa con le infrastrutture. Le infrastrutture, i ponti, cioè non solo sì, di mettere una legge, qualcosa, ma di interessarsi, perché non è possibile che la strage di Ischia, sono morte queste persone, siamo gli vicini, ma fai qualcosa.
Cioè, tu che sei al potere, fai leggi, cioè, fai qualcosa, lo so, loro lavorano dalla mattina alla sera e gran parte del loro lavoro è propaganda, però cioè, fate qualcosa. Sì. Sulle cose pratiche ci sono delle gravi È mancanze. una strage quello che Sabatina. è una strage, perché ecco io abito qua e se io avessi preso una casa, vabbè che là sono abusive, però se io avessi preso una casa, se io non avevo possibilità di vivere, non avevo alcuna possibilità di vivere da altre parti, ma mi dici tu, cioè queste persone sono morte così nel sonno, una tragedia Certo, gravissima. certo. Purtroppo sì. I governanti devono fare qualcosa, non esprimere vicinanza, ma proprio cose concrete. Fate. Cioè, è il senso pratico che manca. Io non mi Non... ho fatto dirette con Leonardo che si occupa della corruzione, dell'antimafia e comunque lui è una persona che parla per termini specifici, quindi non è come tanti altri montati che si portano avanti questa bandiera, no, invece è una persona competente e mi ha aperto il mondo anche sulle vedute di quello che accade nel caporalato e quindi ho studiato veramente Certo. anche tutto quello che aveva fatto prima, non solo quest'ultimo libro Mediterranea. Poi ho intervistato la sveglia, cioè no la sveglia, buonanotte. Poi, Ok, vabbè. perché a questo È il timer del forno, è pronta la pizza. poi ho intervistato sì, tante altre persone che mi hanno veramente dato una cultura profonda, però sulle infrastrutture non mi Certo. sono mai occupata, devo dire la sincera onestà, ma avrei da che pensare. Avrei da che pensare che in Italia le infrastrutture non vanno, ma anche perché con questo fatto che quando c'è i terremoti, l'ultimo quando è stato ieri, l'altro ieri, terremoto nelle Sì, Marche, ieri, dita nelle ancora, Marche. tutti tremano. Ma ragazzi, ma vogliamo fare qualcosa? Cioè le case le vogliamo costruire antisismiche, vogliamo fare veramente qualcosa? Cioè fate. Lo so, cioè. Allora, voi sapete che questi territori sono ad alto rischio di terremoti, ok? Allora, mettete per ogni comune un luogo, una casa o qualsiasi cosa a disposizione che una persona appena sente una scossa prende tutto quello che c'è di suo, che magari c'ha che la casa che non è manco antisismica e si sposta, ma in un luogo più sicuro. Cioè, fare dei piani di emergenza, per esempio, hanno fatto un piano di emergenza per l'eruzione del Vesuvio, perché come sappiamo il Vesuvio può eruttare da un momento all'altro, perché il Vesuvio sta così, ma può eruttare da un momento all'altro. Hanno fatto un piano di emergenza per cui ovviamente ci sono delle zone, quindi queste persone devono, nel caso di eruzione, devono evacuare e andare a nord Italia. Qualcosa è stato fatto, qualcosina, ma sono veramente processi utopici, perché tu immagina che cosa significa spollare quelle persone, cosa potrebbe darsi. Però questi piani devono essere fatti secondo una logica del io ho quel compito, faccio il mio dovere e lo faccio per bene. Io sono una scrittrice, sono una poeta, ho fatto questo libro per seguire una vocazione autentica, reale, vera, per mettere la mia vita in condizione di poter essere criticata, giudicata, ma non per aprire la mia anima, per prostituirmi, per avere successo qualsiasi cosa, ma piuttosto per essere un esempio. Al servizio, ecco, di qualcun altro, quella che è la cosa poi più interessante e più bella. Al servizio un mio talento, perché se io lo tenessi per me e non mi svegliassi alle 4 di mattina, andassi a dormire alle 10 e non facessi quello, cioè sarei una fallita. Sarei una fallita. Campare sulle Certo. spalle degli altri da fallite, non è da esseri umani. Quindi, facciamo un attimo un po' più appello alle nostre coscienze individuali, per favore, per un'Italia riformata. Non è politica, ma facciamo appello alle coscienze individuali, che ognuno facesse bene quello che fa, per favore. Sabatina, io ti ringrazio per queste parole perché sono comunque importanti. Ovviamente per una questione di tempo torno a bomba su quello che è Quando tempo stiamo il tema parlando? della diretta. Come? No, non avevo visto da quanto tempo stavamo parlando. No, 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 vabbè, le dirette purtroppo hanno anche questo format, quindi in 10 minuti dobbiamo chiudere, ma ci tenevo a chiudere
con queste tue poesie che io reputo molto belle, quindi potrai leggerne, ne leggerò due io e ne leggerai due tu, Questa faremo a cosa turno, se ti va. Ah, una no, ma sorpresa. se ti va, e altrimenti le leggo io. No, non Altrimenti so le cosa, leggo io. però ok. Però voglio leggere questa, che è molto bella, che è l'inizio della parte Il tuo orizzonte, Il tuo orizzonte, il tuo occidente. che fa così. Sì, scusami, tuo accidente. No, Ieri però, non ho chiuso occhio perché... Eh? perdonami, vai. E dice così, ieri non ho chiuso occhio perché pensavo a tutto quello che c'è vicino a noi, in questa casa ad Asciano, dentro i miei reni la Valdorcia, nell'osso sacro le crete senesi, il borgo di chiusure sotto la lingua Rapolano Terme. Non posso dirtelo che ti amo perché tra me e te c'è un segreto che parla con la tua lingua, che è toscano, di me che voglio essere tua fino a scorticarmi l'anima e tu che mi trattieni in ogni tuo oriente, fino a farmi diventare ogni donna che vuoi. Se non fossi degna, se non fossi così disperata, se fossi del tuo mondo di tutto quello che è antico, coperto dalla storia, di racconti bizantini, di cifre greche e secoli passati, lontani anche da Cristo. Sei un archeologo, anche con me. Se non fossi così lontana dal tuo mondo, ma non posso esserlo, tu non mi permetti di esserti lontana. Che è molto bella, era quell'inevitabilità dell'amore, no? A me mi piace molto questo, mi piace molto questa poesia perché ha in sé un po' tutti i temi presenti in questo libro Nelle sue braccia. Bellissimo come hai letto, molto, molto, mi è piaciuto molto. Leggi un'altra. Dai, leggiamone un'altra, mi è piaciuto. Poi, sai, E, visto che ti no, leggo- io ho anche una poesia. Io parlo liberamente perché non ci sono problemi. Io ho avuto un ex che era poeta, l'unico ex poeta. Ah, vabbè. Comunque, non ascoltavo un reading di veri poeti da una vita. E non perché io sono stata con questo... Mi senti? Ti sei bloccato? Non perché Sì, io non... adesso ti sento, c'è stato un attimo di defiance. Io non ho rapporti con i miei ex, tendo ad odiare chi mi ha ferito, però devo essere onesta. Non lo so se mi seguiranno nelle interviste, ma penso proprio di sì, sono passati tanti anni, tanta acqua è passata sotto i ponti. Però non seguivo su internet un reading di veri poeti da una vita. Il vero poeta vibra, vibra. Non è una cosa, una pappardella accademica fatta per un Vero. teatro, no, è una cosa seria. E i veri poeti vibrano. Infatti, l'ho scritto anche una poesia. Ho scritto non sentivo un reading di veri poeti da una vita. E ripeto, non è perché io ho vissuto questa persona, no. Io ho un sesto senso interno, interiore, dove mi accorgo quando c'è la vera poesia, quando c'è la vera storia. È E, vero, certo, si accorge abbastanza presto leggendo un poeta. non perché siamo amici, ma perché tu hai anche tu questa verità, la verità dei poeti. Beh, io guarda, prima ti dico proprio la verità, io prima ancora di essere un poeta mi ritengo un lettore di poesia, un amante della poesia come lettore. Il fatto di scriverne un po' una conseguenza, cioè attraverso la lettura della poesia avviene un nutrimento che poi in qualche modo come ogni nutrimento prevede, deve avere anche una sorta di uscita, no? E l'uscita in questo caso può essere attraverso lo spirito creativo, lo spirito della scrittura, ecco. E questo lo sento molto anche in te. Come dicevi prima, hai un nutrimento continuo che avviene dal tuo essere continuamente stimolata intellettualmente, intellettivamente, e questa energia va comunque incanalata un pochino, no? In quella che è poi la tua attività di scrittrice e di poeta. Quindi è molto netta questa sensazione che ho di te e non credo di sbagliarmi più di tanto, ecco, perché lo sento molto vero. E proprio per questo
avevo intenzione di leggere, sempre tratto dal tuo libro, quando gesticolavi avevi sempre i palmi aperti che facevi roteare all'aria, un modo tuo che dovevi ricordarmi ogni volta che parlavo in pubblico. Dovevo somigliarti quanto più possibile, solo che negli anni invecchiavi e anche io cambiavo. Sei buono, luminoso, fino alla maglia della salute nera. Per quanto mi riguarda ero avvolta di sacro e di stanchezza, di cinismo e di solennità. L'entusiasmo? Certo. Ora si parla in termini adulti per tutti, perciò ti prego, non essere felice senza di me. E a me questa piace tantissimo perché si chiude proprio con questa espressione che umanamente è molto ingenua, è una richiesta molto ingenua, molto da poeta, non so neanche come definirla. È un'espressione che si può dire solo in poesia, perché è talmente ingenua che uno, chiedo scusa, si sentirebbe forse a disagio a dirlo nella quotidianità, no? A qualcun altro. Fa una certa impressione sentire i versi letti da te. No, sì, ci sta. Vorresti che io leggessi dei versi? Non mi ero preparata a nulla. Beh, leggile, abbiamo tempo ancora per una, se vuoi, per una poesia sì, poi dobbiamo Ne leggi una, salutare i nostri ascoltatori. leggi una tu, dai. Eh? Ne leggi una tu. La le- Ne leggo, allora leggo l'altra che avevo preparato tua, che anche questa è molto bella, che diciamo che è un po', non dico introduttiva, però racchiude un po' quello che è lo spirito anche, no, di questo libro. Ed è La guerra cancella. A Roma mi hai fatto l'elenco completo degli abbracci, no? Nelle sue braccia. Mi hai raccontato ancora cosa trovi in me dalla prima volta? La guerra cancella, ma tu a Roma hai preso per mano Alessandro e non so più chi possa avercela con l'Italia. Gli hai raccontato che la guerra si veste degli abiti dell'odio. E l'ho letta perché un po' ne abbiamo parlato anche questa sera, no? Di questa cosa, l'hai approfondito in modo più sociale, no? Più politico a tratti che poetico, però questo è lo spirito un po' del libro, anche questa tua volontà proprio eh, di Anzi, essere donna prima ancora di letterato. Ecco, questo libro un po' vuol dire anche questo, secondo me. grazie. Però la poesia continuava, o era solo quella? Era finita lì? Sì, no, allora, questo qui è un estratto, perché ho preso della poesia un piccolo 200 estratto testi, di ma questo. ogni testo è abbastanza lungo, quindi non è un libro come si... Io ho Certo, sì, mandato sì. dei testi che non si potevano vedere, sia ai curatori di Einaudi ed altri, li ho sparsi, ma non si potevano leggere. Sì, faccio Sì, queste sì. serate, sono cose che ho fatto nella mia vita. Non mi venite a chiedere perché lo faccio, capita. Come per esempio oggi, ma nel processo che abbiamo, l'hai visto tu stesso già, nel processo di un libro, anche una virgola è ispirata, anche Certo. sono processi ispirati, a volte poi l'altro giorno ho parlato con Nicola Dugo, abbiamo parlato anche del primo romanzo, di questo romanzo, secondo romanzo migliore come qualità, migliore come editing, migliore in tutti i modi possibili, però e lui mi ha detto guarda che il primo romanzo ottimo come progetto, magari se lo riscrivi perfetto e tutto, vabbè, i suoi modelli sono Murakami, Oe, Ishiguro, quindi diciamo che e quindi adesso si nota una grossa maturazione dal punto di vista mio, proprio di espressione, una grossa maturazione. Io stessa me ne accorgo. I E testi questo stai parlando del secondo romanzo? No, sto parlando sia della poesia che del secondo romanzo, sto parlando proprio della mia voce. Ah, ok, ok, della tua volta. Si parlava anche con Nicola del fatto che adesso, quando tu entri in un rodaggio diverso della mente, l'editing ti viene proprio in automatico, è la stessa cosa della poesia. L'editing a me non Certo, veniva in automatico perché evidentemente io tramite quel percorso dovevo vincere dei demoni interiori, dei demoni dentro di me. Quindi Origami è stato certo. anche una vittoria da questo punto di vista. Poi
E io origami l'ho scritto in un momento in cui insomma c'era un meccanismo abbastanza complesso nella mia vita, cioè io mi stavo dedicando totalmente a una persona non per essere raccomandata, ma perché quella persona era sola. Allora io dicevo: senti, siccome tu, perdonami, rompi il cazzo, allora mettiti con me. Perché io sono sola da 5 anni e tu rompi il cazzo. Già che ci sei e che ci siamo, almeno Sei da solo, togliamo qualcosa. come un cane, scusami, tu dici che sei da solo come un cane. Io comunque sono una donna, certo, vado gestita, però no, e poi mi sono resa conto che questo non stava bene con la testa, addirittura diceva che io ero brutta nei video su YouTube, cioè pensava addirittura a una stupidaggine simile, ma una persona su YouTube no, sei una persona che non è un altro, tu ti dovevi coltivare una donna per non sta da solo. Vabbè, comunque quel momento, quel periodo è un periodo abbastanza macchinoso della mia esistenza. Fortunatamente me ne sono uscita liberamente, sono passati tanti anni. Guarda, io ti dico che farsi l'auto-editing, ma come dicevi giustamente, scusami, ti ho interrotto perché c'è un po' di ritardo nelle risposte. Posso? Sì, dimmi. Ok, no, dicevo, effettivamente quello di cui parlavi tu, cioè dell'editing, a volte anche dell'auto-editing, ci vuole già una consapevolezza abbastanza particolare da parte dell'autore, perché la più grossa difficoltà proprio che si riscontra nelle fasi del libro per un autore è quella di doversi fare quasi un auto-editing, ma perché l'autore stesso è un po' settato su quello che è la sua storia, le sue il suo stile, quindi andare contro il suo stile per un editing diverso diventa molto difficile, quindi ci vuole molta capacità già, molta dimestichezza con la scrittura e non tutti sanno farlo. E per quanto riguarda invece il discorso di quelli che ti vedevano brutta in video, io ti assicuro che invece sei bellissima. Permettimi questo complimento. Ma quante assurdità ho dovuto subire, mamma mia, non ce la faccio più. Lo so. Adesso dicono veramente. Io devo comprare lo spray antiaggressione, ma no, per le stupidaggini che dicono. Alla prima stupidaggine dico, io lo spruzzo perché non ce la faccio più a sopportarli. Altro che Bicon, quello ci vuole proprio lo spray antistupidaggini. Proprio appena che aprono la bocca, capito? Si spingono troppo. Aspetta che ti così. Dai. Ci vuole lo spray antistupidaggini, proprio stupidaggini date per verità, ma poi stupidaggini montate per cose. Allora sì, io ho fatto dei video su YouTube e se un uomo mi ama pure nei video che ho fatto. Tu che vuoi? Cioè, parliamoci chiaro. Ma certo, Tu che vuoi? Allora io posso fare quello che voglio su YouTube. Se un uomo mi ama persino quando io sono la più brutta, quando io non mi trucco, mi ama quando sono stupida. Certo. Quello mi ama perché quello non ce la fa, capito? Mi ama perché quello lo sente nel cuore di amarmi. Quindi le stupidaggini che andate a dire, ma pure date per vera all'università, tu che insegni, ma non ti vergogni. Mo basta, cioè avete proprio, me l'hanno fatte, sai come? Sì, ho fatto dei video dove ero brutta. Se un uomo mi ama, si sognava di mettermi a paragone con un'altra donna, perché quello è innamorato di me, perché quello non ce la fa, nel suo cuore c'è una scelta per me. E allora basta, Gian, basta. È vero. Questo è un momento della mia vita positiva, dove finalmente io mi sono tolta da un incubo. Io ho vissuto un incubo, cioè io stavo diventando come loro. Cioè dei malati mentali là. Non lo sei diventata e questo è un grande onore, un grande orgoglio che devi sentire. Hai voglia di fare balletti, hai voglia di dire stupidaggini della natura, hai voglia di aggrapparti agli specchi, ma secondo me per come stanno inguaiati, proprio il clan, là ci vuole una seduta di psichiatria, ma manco dalla psichiatria, perché che tu vai dicendo che io risulto meno appetibile dal punto di vista intellettuale per dei video, ma pure se sei un docente, ma che dici? Ma sì, ovviamente sono delle stupidaggini. Una persona può sbagliare, ma tu che sei più grande, di 20 anni, di 30 anni, che insegni, indica a quella persona perché ha sbagliato, in quale modo. No che ti fai carico, ti fai snob sugli sbagli di una povera Chris. Ma tu che donna sei? Tu dici pure che sei femminista? No, Gian, io
niente di questi esseri, non voglio incontrarli, non nutro alcuna stima, perdonami che ho parlato per allusioni, però meglio che le persone hanno capito, pure per allusione, ma hanno capito che io voglio stare in pace. Io ho iniziato una nuova vita, sono felice, sono contenta, voglio la possibilità di lavorare con la scrittura, possibilità che mi è stata tolta anche per i processi di commemorazione che si sono fatti tra di loro, cioè loro erano partiti già, che questi qua già sapevano nel 2016 chi erano le scrittrici e quali premi dovevano vincere. Io nel 2016 stavo bella che stavo dormendo, perché io stavo per fatti miei, non sapevo manco di essere poeta, io ho seguito Dio, quindi che ne so di queste strategie. E ora loro come si sono divertiti, perché là siamo a livelli patologici, e loro si sono divertiti a vedere questi esperimenti su di me, perché stanno a livello patologico, se stai parlando di persone non stanno bene con la testa, quindi loro si sono divertiti a vedere questi esperimenti. Ora hanno finito, le hanno consegnate tutte quante alla storia e mo si vogliono continuare a divertire. O anzi credevano che io, per far parte di quella malattia, io mi inserissi di uno nel clan. No, che io non sto per fatti miei. Allora, Hai fatto benissimo. il mio interesse è questo, una volta fatta completamente pulizia, ma pulizia non cattiva, nel senso di fare informazione, di fare di verità, di fare diplomazia, di fare quello che è giusto, perché quello che, la donna che è più vecchia insegna alla più giovane. Se io consegnassi un'Italia letteraria a una ragazzina di 20 anni che sa che deve farsi una foto con le gambe aperte per vincere un concorso su internet, io non dormirei la notte, perché sarei come quelli che fanno cadere il ponte Morandi, sarei come quelli che fanno una ischia, sarei un'assassina sul piano ideologico, sarei un'assassina. Io per andare a dormire quieta e non essere un'assassina devo fare il mio compito, devo fare il mio lavoro, quello che difendere la dignità intellettuale di ognuno in una società democratica e libera. La poesia è anche questo. Beh, Sabatina, hai chiuso nel migliore modo possibile dicendo queste cose. Noi per ragioni di tempo adesso dobbiamo chiudere, però penso che non potesse esserci da parte tua una chiusura migliore che è tua proprio come donna, una dimostrazione della tua forza, ma anche nel rispetto di quello di cui abbiamo parlato questa sera, ovvero il tuo libro nelle sue braccia. Quindi Sabatina, io non posso che ringraziarti per queste tue parole, per questa bellissima diretta e dirti a presto. A presto. Grazie. Anche per le presentazioni poi live che organizzeremo allora, per nelle sue braccia. Noi adesso stiamo parlando senza libro tra le mani. Questa è una preview per un attimo per connetterci anche al mio spirito. Ok, in futuro poi ovviamente parleremo spesso, presenteremo, vedremo un po' come fare per presentare in più parti questo libro. Io potrei chiedere anche come già ti ho detto, degli amici a Firenze, potremo spingerci, poi vedremo anche con la cagnola come fare, perché magari me la porto dietro, però dai, abbiamo imboccato questa strada, una strada secondo me benedetta, e sarà un viaggio che dobbiamo portare avanti. Grazie, importante. Ciao. Grazie a te Sabatina, ti abbraccio. Buona serata. A te e grazie a tutti voi che ci avete seguito.